Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Palermo, scoperto giro di mazzette per falsi certificati rilasciati dall'azienda sanitaria. Oltre ai soldi, un medico chiedeva pagamenti in natura, pesce, olio e vino. Intimidazione a Palermo, in fiamme una tabaccheria in via Messina e Marina, il terzo incendio doloso in una settimana. Mi hanno violentata, incidente probatorio per la minorenne di Messina che ha denunciato lo stupro, indagato un 18enne. 3 bambini, figli di uno spacciatore dello Sperone di Palermo, allontanati e trasferiti insieme alla madre in una casa famiglia, il progetto Liberi di Scegliere. Il prezzo del carburante continua a salire in Sicilia, alcuni distributori hanno superato i 2 euro al litro, controlli della Guardia di Finanza per contrastare la speculazione. Il valore delle donne al comune di Catania, storie di impegno, coraggio e determinazione al femminile. Calcio, oggi pomeriggio Palermo in campo a Carrara, la vittoria potrebbe accorciare sul Monza, secondo in classifica, che ieri ha perso alla Spezia. Serie C, Catania si interroga dopo la sconfitta di Benevento, saranno i play-off a stabilire se i rossazzurri hanno le carte in regola per la promozione. Lunedì al Massimina arriva la Casertana. Buongiorno e buona domenica. Mazzette all'ASP di Palermo. Un medico, oltre ai soldi, chiedeva anche pagamenti in natura, pesce fresco e pregiato, olio e vino. Ci dice tutto Orazio Longo. Il sistema sarebbe stato collaudato e ramificato, imperniato sulla figura di un faccendiere e finalizzato ad alterare le decisioni sul riconoscimento di benefici assistenziali tramite la produzione di certificazioni false da parte di specialisti incardinati in strutture sanitarie pubbliche. La squadra mobile di Palermo ha eseguito 3 misure cautelari ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta su un presunto giro di mazzette all'ASP per favorire alcune aziende specializzate nella vendita di presidi ortopedici e a rilasciare certificati medici falsi necessari per ottenere pensioni di invalidità. Il GP Ivana Vassallo ha così in parte accolto la richiesta dei sostituti De Leo e Zoppi. Destinatari delle misure Giuseppe Nicoletti, a cui erano stati trovati 1.200.000 euro in contanti, confezionati in mazzette ed occultati in scatole, come si vede da queste immagini, anche presso un ulteriore domicilio, l'ortopedico Leonardo Graziano e l'imprenditore Massimiliano Contino. Per altri 3 è disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo le accuse mosse nell'inchiesta, il medico avrebbe preteso denaro ma anche pesce fresco, olio e vino per agevolare le ditte. Il provvedimento prende le mosse dalle indagini svolte dalla sezione anticorruzione tra il 2024 e il 2025, condotte con l'ausilio di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche. Nel disporre le misure cautelari, l'autorità giudiziaria ha specificato di avere valorizzato il comportamento collaborativo del facilitatore, che ha anche specificato l'ammontare dei compensi illeciti versati e la percentuale che riceveva dai clienti, tra i 1.500 e i 7.000 euro per pratica. Nuova intimidazione a Palermo, in fiamme una tabaccheria di via Messina Marina. È il terzo caso in una settimana. Marco Gullà. Ancora intimidazioni, ancora episodi inquietanti a Palermo, il terzo in una settimana. Una tabaccheria in via Messina Marina è andata in fiamme la scorsa notte. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e iniziato le verifiche per accertarne le cause. Il dolo ovviamente è la pista principale che seguono gli investigatori. La tabaccheria che vediamo in queste immagini non è distante dall'ospedale Bucchieri La Ferla e si trova anche a 100 metri dal parcheggio dove sono stati dati alle fiamme alcuni mezzi, parcheggio che è di proprietà di un commerciante che aveva denunciato il pizzo. Tra i 3 episodi che riconducono verosimilmente a intimidazioni legate alla richiesta di pizzo, anche l'incendio di un escavatore di un'impresa che sta realizzando lavori all'impianto fognante. 3 episodi in 5 giorni, 3 indizi, una prova. La mafia manda segnali forti e plateali, chi non paga rischia. È stata sentita dal Tribunale dei minori nell'ambito dell'incidente probatorio la quindicenne che ha denunciato di essere stata violentata in un locale dove partecipava ad un 18esimo. Francesco Triolo. C'è il caso di una presunta violenza sessuale dopo una festa di compleanno. Al centro di un'inchiesta aperta dalla Procura di Messina è arrivata sul tavolo del Tribunale dei minori. I fatti risalgono ad agosto scorso. In un locale della zona nord della città si festeggiava un 18esimo compleanno quando, secondo la denuncia, una ragazza di 15 anni sarebbe stata abusata da un 18enne che però respinge le accuse e nega ogni violenza. La vicenda è emersa il giorno dopo. La madre della ragazza, insospettita dal comportamento della figlia e da alcune telefonate,
si è rivolta ai carabinieri della zona nord e ha presentato una denuncia, ricostruendo quanto sarebbe accaduto durante la festa. Da lì sono partite le indagini con accertamenti investigativi e diverse testimonianze per chiarire cosa sia successo quella sera nel locale. Ieri l'incidente probatorio con la quindicenne ascoltata in un ambiente protetto con l'assistenza di una psicologa. All'audizione erano presenti anche i legali del giovane indagato e della ragazza. Le indagini ora proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda. A Palermo, per decisione del Tribunale dei minorenni, 3 bambini sono stati allontanati dal padre, uno spacciatore, e trasferiti in una casa famiglia assieme alla madre. Veronica Barbarino ha sentito un'avvocata esperta di diritto di famiglia e tutela dei minori. Ascoltiamola. Agire tempestivamente e tutelare il futuro di ragazzi cresciuti in contesti disagiati. Sono queste le priorità del disegno di legge Liberi di scegliere, che mira a istituire una rete nazionale per proteggere madri e minori che vogliono dissociarsi da contesti di criminalità organizzata e spaccio. Uno strumento potente per contrastare la cultura dell'illegalità e non lasciare sole le famiglie coraggiose e investire sul futuro delle nuove generazioni. Il decreto ha il vantaggio di offrire ai ragazzi la visione di un mondo che è diverso da quello nel quale sono cresciuti fino a quel momento. È un decreto che va attenzionato e va soprattutto supportato perché ha delle finalità altamente educative, non solo per i minori ma anche per la comunità nella quale questi minori si troveranno a vivere quando saranno adulti. Un futuro roseo quindi può esserci per tutti. Un uomo di 33 anni ha perso la vita in un incidente stradale nella frazione di Timpazzi a Messina. L'auto sulla quale viaggiava percorreva la strada statale 113 quando un altro veicolo, nel tentativo di evitarla, ha sterzato improvvisamente. La manovra avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo al conducente, che è finito fuori strada schiantandosi contro un albero. Nell'impatto ha perso la vita il passeggero, mentre il conducente è rimasto ferito, illeso l'altro automobilista coinvolto. E il prezzo del carburante continua a salire per la guerra in Medio Oriente. In Sicilia, in alcuni distributori, si è superato anche il prezzo di 2 euro al litro. Intanto arrivano i controlli della Guardia di Finanza per contrastare le speculazioni. Francesco Aloi. È un fatto assodato che da quando è cominciata la guerra c'è stato i prezzi della benzina si sono impennati. Se qualcuno facesse qualcosa saremmo molto grati. Contro i rincari sul carburante adesso scende in campo anche la Guardia di Finanza. Più che sui distributori, come spiegano da Palazzo Chigi, i controlli sono mirati alle grandi compagnie petrolifere. L'obiettivo è capire il perché di questi aumenti, secondo il ministro Urso non giustificati, ad appena una settimana dallo scoppio della guerra in Iran. Finché non si comincerà a vedere il malcontento della popolazione, a sentire anche cosa hanno da dire e soprattutto a fare qualcosa di concreto, saremo sempre nella stessa situazione che siamo ad oggi. 2 euro quasi per ogni litro di diesel, ma nemmeno il prezzo della benzina scherza. Così fare il pieno diventa sempre più complicato. La situazione è quella che è, bisogna adattarsi, non ci sono alternative. Del resto quello che sta succedendo era prevedibile. E con questi rincari torna la richiesta del taglio delle accise. Potrebbe essere una situazione o comunque un ristoro, un venire incontro alla popolazione in questa situazione. Il Codacons parla di aumenti a livelli astronomici con picchi che non si vedevano da anni. Insomma, è allarme e speculazione. Se abbiamo il gasolio dentro, aumenta il giorno dopo, per me è una speculazione. Intanto il prezzo medio in Sicilia oggi è questo. I rincari continuano e il carburante potrebbe essere soltanto il primo di una lunga catena di aumenti. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo con altre notizie. Demoliremo il palazzo pericolante. Il sindaco di Catania Trantino lo ha comunicato ai residenti di via Grottamagna. È l'unica soluzione per riaprire la strada in sicurezza. Tonino De Mano.
L'edificio pericolante sarà abbattuto, poi si potrà riaprire al traffico via Grottamagna. Lo ha annunciato direttamente il sindaco trentino dopo una serie di riunioni tecniche finalizzate a trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. La comunicazione arriva a distanza di 48 ore dal primo incontro con i residenti, che ora possono tirare un sospiro di sollievo dal momento che l'amministrazione comunale ha preso atto della grave situazione di pericolo. Ci siamo riuniti dopo che già l'ingegnere Finocchiara aveva verificato che c'è un effettivo pericolo di crollo per un ammaloramento delle condizioni strutturali dell'immobile. Quindi noi abbiamo concordato entro martedì dovremmo definire l'iter per l'ingiunzione ai proprietari dell'ordine di demolizione, altrimenti interverremo a loro danno. Entro 30 giorni contiamo di poter demolire l'immobile e mettere in sicurezza l'area. I riflettori su via Grottamagna erano stati accesi anche dalla nostra emittente, che ha favorito un dialogo tra istituzioni e cittadini. Quello che apprezziamo di più è l'impegno del sindaco, che a distanza di 48 ore è venuto qui, ha portato poi ha convocato una conferenza l'indomani e oggi si è ripresentato qui con delle soluzioni concrete che finalmente potranno dare dignità ai residenti della zona. A fare da mediatore fra Augusto Magno. Un'amministrazione che sicuramente si è resa presente e che in tempi celerissimi, appena 48 ore, ha saputo dare delle risposte anche con delle scadenze. A questo punto non rimane che attendere e soprattutto sperare. Oggi è la giornata che celebra le donne a Palazzo degli Elefanti. Ieri tante storie di impegno, coraggio e determinazione al femminile. Desiree Ferlito. Storie di coraggio, impegno e determinazione. Alla vigilia del giorno dedicato alle donne, nell'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti a Catania si è svolta la 4ª edizione del premio Valore Donna, l'iniziativa che celebra figure femminili che si sono distinte nel sociale, nella cultura e nelle professioni. I nostri bambini non devono più migrare, le nostre famiglie non devono essere costrette a migrare, perché il stare accanto ai propri cari, stare nella propria terra, stare nella propria casa è già un percorso di cura. Per me oggi ricevere questo premio è un onore non solo per me, ma per tutte quelle donne che come me cercano di emergere nel nostro ambiente lavorativo dello spettacolo, e riconoscere il valore di una donna nel territorio significa riconoscere il valore di un territorio. Un riconoscimento simbolico ma carico di significato che quest'anno è stato dedicato alla memoria di Daniela Simon, da sempre impegnata nel volontariato e nelle attività sociali del territorio. Tra le premiate anche Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano, giovane vittima di femminicidio, che da anni porta avanti una battaglia contro la violenza sulle donne, trasformando il dolore più grande in impegno civile. Questo premio sicuramente è per mia figlia Giordana, io sono solo una sua portavoce. È lei che ha avuto tanta forza di denunciare e oggi ho il dovere di portare la sua voce. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché il Palermo oggi è in campo a Carrara, mentre il Catania si interroga sulla sconfitta di Benevento. A tra poco. E siamo al calcio. Oggi pomeriggio il Palermo in campo a Carrara, la squadra che vincendo potrebbe accorciare sul Monza, secondo in classifica, che ieri ha perso alla Spezia. Marco Gullà. È una partita importante, difficile come tutte in Serie B, ma insomma abbiamo ormai la convinzione che le gare dipendano da come le affrontiamo noi. Il Palermo oggi pomeriggio a Carrara ha una grande chance. La sconfitta di ieri del Monza alla Spezia offre ai rosanero la possibilità di avvicinarsi alla zona promozione diretta. Una vittoria contro una carrarese comunque in forma permetterebbe ai siciliani di arrivare a -3 dai brianzoli, secondi in classifica. L'approccio mentale deve essere il solito, le partite vanno aggredite, vanno comandate, e l'altra sera dopo 2 minuti avevo capito che avremmo vinto, al di là della gara che poi è stata. Per cui dobbiamo partire forte, per fortuna finalmente avremo un po' di tifosi nostri al seguito e questo per noi può essere molto importante. Il Palermo in trasferta non sempre ha brillato, deve fare qualcosa in più a partire dal match di oggi delle 17:15. Non ci saranno Pierozzi e Blen squalificati, sulla destra a centrocampo dovrebbe toccare a Giasi, Gomez potrebbe giocare al posto di Segre, Ranocchia confermato come faro della squadra. In avanti Ledo Aron, Palumbo e ovviamente Poyampalo. Siamo ripartiti subito secondo me con una grande partita, per cui cerchiamo di tornare a fare quello che abbiamo abituato a fare in queste ultime 15-16 partite.
E intanto il Catania si interroga sulla sconfitta di Benevento. Saranno adesso i play-off a stabilire se i rossazzurri hanno le carte in regola per la promozione. Intanto lunedì al Massimino arriva la Casertana. Marco Carli. Malumore, rammarico, ma anche convinzione che il gruppo, che a breve ritroverà Cicerelli fra i convocati, sia valido. Dopo la sconfitta di Benevento si interrogano i tifosi e riflette la società in vista dei play-off. Sarà lì che il Catania dovrà provare ad andare in B, avendo fallito il raggiungimento della promozione diretta. Il primo ragionamento: non sono gli sconti diretti il problema. Il Catania ha dimostrato di essere superiore alla Salernitana e di valere il Benevento. Ma quei 10 punti di distacco derivano da ciò che il Catania ha perso durante il cammino in trasferta. Guardando al solo 2026, Foggia, Sorrento, Siracusa per esempio hanno rappresentato un'emorragia di punti che da sola scava quasi per intero la differenza con la capolista. Lontano dal Massimino il Catania non riesce ad incidere, lo dicono i numeri: solo 4 vittorie, una differenza reti di -1, un trend stagionale che è rimasto invariato, un po' come quello che riguarda alcuni infortuni. Ma un trend è anche ciò che succede al Massimino, dove i rossazzurri sono quasi perfetti. Certo, e questo è un dato su cui si riflette, spesso manca il piano B, un sistema alternativo per dare più numeri all'attacco, magari le 2 punte. Le prossime gare, quelle con la Casertana in primis, devono servire a ribadire che, perso il primo posto, ci sono le soluzioni perché i pregi restino più dei difetti. I playoff saranno una lotteria, ma restano la scialuppa di salvataggio della stagione. Le seconde degli altri gironi sono Ascoli e Union Brescia, nomi utili per fare un raffronto seppur parziale. Nessuno può credere che il Catania non sia superiore, ma bisognerà già da lunedì dimostrare di essere. Impegni casalinghi oggi per Trapani e Siracusa. I Granata ospitano il Crotone, per gli azzurri spareggio salvezza al De Simone contro il Giuliano. Sergio Colosi. Trapani in campo oggi al Provinciale con il Crotone in quella che potrebbe essere l'ultima gara stagionale. Domani è in programma l'udienza del Tribunale Federale Nazionale con all'ordine del giorno la possibile esclusione dal campionato, un rischio concreto che pesa come un macigno su un club che sembra avere staccato la spina con 6 sconfitte nelle ultime 7 giornate. Senza lo squalificato Gallo, Crotone in ripresa con 7 punti in 3 partite e all'inseguimento del terzo posto. Anche il futuro del Siracusa passerà da un'aula di tribunale con una nuova penalizzazione, forse 6 punti, destinata ad incidere sulla classifica degli azzurri. Oggi contro il Giuliano è spareggio salvezza. Campani in salute con 2 sconfitte in 6 incontri. Il Siracusa punta ad un solo risultato. Noi da soli in questo momento facciamo il massimo, ma non abbiamo la forza per ottenere grandissimi risultati se non con la spinta del nostro magnifico pubblico e di tutti voi. Niente calcoli, niente classifica, niente studio, noi vogliamo solo vincere. 24 convocati, assenti Zanini, Pannitteri e Falla. Per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica e una buona giornata della donna.